Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifiche. Ministro delle politiche agricole, forestali e ambientali Mario Catania ha parlato di 5 milioni di ettari di territorio agricolo sono stati persi su un 30 totali sul piano nazionale, ma anche in Veneto questa è una situazione più che reale e infatti i consorzi di bonifica del Veneto si sono già adoperati. La perdita del suolo agricolo, della superficie agricola utilizzata è un problema che in Veneto rispecchia esattamente quello che è l'andamento a carattere nazionale. In Veneto ne abbiamo persi 45.000 negli ultimi 10 anni, quindi abbiamo superato il 5-6% della superficie agricola utilizzata e come usando le parole del Ministro in realtà è un dato devastante. In realtà abbiamo sottratto a quelle poche aree agricole che oramai rimangono nel nostro territorio superficie straordinariamente importante per cementificarla. Questo è il problema più grande, quindi superficie artificiale che si somma ad altra superficie già eccessivamente posizionata sul territorio che fa emergere una serie di problematiche. Le problematiche sono quelle della gestione delle aree urbane e lo scolo delle acque meteoriche in questo. Competenze nuove, fronti nuovi che i consorzi di bonifica stanno affrontando e affronteranno nel futuro e attraverso l'accordo con gli enti locali stiamo cercando di mettere in atto una serie di protocolli, partendo dall'accordo con l'Anci Veneto, siglato l'anno scorso, che si è trasformato in una serie di iniziative straordinariamente importanti nel rapporto con gli enti locali, come i piani delle acque, e quindi strumenti di monitoraggio di tutti i territori comunali per leggere, evidenziare le criticità e cominciare a mettere in atto una serie di strategie per il rigoverno e la ripianificazione di un territorio molto spesso devastato appunto dalle superfici artificiali e dall'urbanizzazione.